Buongiorno da Porto Viro, sempre davanti al Parco del Delta, approfittando del fatto di questa riunione tra sindaci e il presidente del Parco Gasparini. Alla domanda di un giornalista, com'è la situazione nel Parco Emiliano, come stanno affrontando questo discorso e questo argomento appunto i nostri vicini della parte destra della sponda del Po, ma e soprattutto com'è il progetto di unire i nostri due parchi, il presidente Gasparini ha risposto così. Sull'altra sponda ci sono evidenze a macchia di leopardo. Da quello che so io oggi, l'ente Parco Emilia Romagna del Delta del Po non ha ad oggi, magari mi posso sbagliare, e se qualcuno sa meglio di me, conosce le cose meglio di me, mi può smentire, però ad oggi l'ente Parco Emilia Romagna del Delta del Po non ha depositato ieri il ricorso al TAR, cioè i 60 giorni. Vedremo se vorrà farlo al Consiglio di Stato con i 120. Tornando un passo indietro, dico a macchia di leopardo perché abbiamo avuto la richiesta di partecipare alla cordata dei 9 da qualche comune dall'altra parte emiliana, che però noi comunque, come avevo detto prima, abbiamo accennato anche poc'anzi in relazione all'entità economica, l'ente parco può pagare solamente il costo in cordata dei comuni facenti parte. Quindi se, come si fanno di solito in queste situazioni, se qualche comune si voleva aggregare in questa fase, doveva arrivare fino a un 10%, tu sei avvocato, magari queste cose, Luisa, di solito è dal 5 al 10% dell'entità nominale, quindi nell'ipotesi che un comune Mesola, Goro o qualche altro comune avesse voluto aggregare, doveva aggiungere i 2.500 euro. Ma ecco, l'aspetto economico è di seconda importanza in questo caso. Possiamo mettersi un tavolo per un parco unico o interregionale con obiettivi, scopi e salvaguardie comuni, però quando partiamo già che ci sono delle discordanze, ci sono delle discrepanze sotto il punto di vista di esposizione politica e personale, anche perché poi dopo alla fine i sindaci sono anche persone, e poi i vertici del parco non si muovono come si muove il Parco Delta del Po, a difesa dei SIC, a difesa dei territori, a difesa delle spiagge, a difesa delle attività produttive. Non si muovono, sono un po' sordi. Per carità, ho detto prima, apro e poi chiudo parentesi, può darsi che qualcuno di là faccia ricorso al Consiglio di Stato e entro i 120 giorni qualcuno depositi qualcosa. Però ad oggi c'è stato un movimento, e giustamente ha detto l'ho scritto prima, bisogna incidere oggi finché il cosiddetto ferro è caldo, per poi dopo non dare il secondo percorso di iter burocratico che si chiama valutazione di impatto ambientale da parte del MISE, perché se tutti tacciono e nessuno fa ricorso a questa cosa, voi sapete che a 120 giorni parte il processo della conferenza di servizi in tavolo in sede via del Ministero delle Attività Produttive.